20ª giornata dell'arte e della creatività degli studenti della provincia, una giornata intera oggi qui in piazza Cavour, presente come sempre Stefania Ierna a rappresentare le istituzioni scolastiche. Sì, stamattina si stanno esibendo i vari ragazzi che appartengono alle scuole della provincia di Agrigento. Abbiamo, come vedete, delle esibizioni musicali, ma anche e soprattutto molto belle i lavori realizzati su pannelli, disegni dall'Istituto d'Arte e da altri compagni. Abbiamo anche la presenza di altre istituzioni come l'ASPI, fra poco verranno anche rappresentanti del Parco della Valle. Questo sta a dimostrare che c'è una vicinanza a tutto quello che viene realizzato dal mondo della scuola. Anche l'ASPI è presente a questa iniziativa, a questa giornata dell'arte e della creatività con un proprio mezzo mobile, anche perché oggi, ricordiamolo, è una giornata importante. È una giornata mondiale No Tabac, è una giornata organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Salute per una delle malattie croniche non trasmissibili che ancora è causa di tanti morti, tante sofferenze e, perché non dirlo, di tante spese sanitarie. Oggi si tiene la 20ª giornata dello studente, è un evento molto importante che si ripete ogni anno. Cerchiamo di fare sempre meglio e di coinvolgere la maggior parte degli studenti, perché questa è la nostra giornata, la giornata che ci rappresenta, in cui possiamo farci anche notare e fare capire a tutte le istituzioni che anche gli studenti di Agrigento sono presenti e vivono in maniera attiva questo loro periodo studentesco. Oggi abbiamo organizzato la giornata dell'arte insieme alla consulta. Come vedete ci sono i ragazzi che sono venuti dalle scuole, infatti ringraziamo i presidi che hanno autorizzato i ragazzi a poter partecipare. Dispiace per quei dirigenti che invece non hanno autorizzato, perché evidentemente noi volevamo mandare un messaggio chiaro, cioè che gli studenti anche al di fuori delle classi, anche al di fuori dei luoghi della didattica possono dare molto. Possono dare molto perché oggi lo stiamo dimostrando, ci sono ragazzi che dipingono, che scrivono con le bombolette, che suonano e che sono molto bravi, anche riportando a dei temi importanti come quelli della lotta al tabagismo e della lotta anche alla violenza sulle donne. Questi sono dei temi fondamentali che magari dentro le scuole non sono portati in maniera abbastanza forte, mentre al di fuori delle scuole i ragazzi evidentemente si interessano a questi temi. E noi abbiamo organizzato, grazie ai fondi della consulta, questa giornata che abbiamo chiamato appunto Giornata della Creatività Studentesca, ed è la 20ª ad Agrigento.